Dare valore al territorio attraverso il patrimonio immobiliare pubblico per favorire la rigenerazione urbana. La sintesi dell'atto sottoscritto oggi a Palazzo Rosso, che fa di Belluno il secondo capoluogo in Veneto dopo Verona, che sigla un'intesa per la riqualificazione e rifunzionalizzazione dei beni pubblici con azioni sinergiche e coordinate. Si chiama Piano Città degli Immobili Pubblici ed è lo strumento adottato dall'Agenzia del Demanio, che con la Soprintendenza e il Comune hanno siglato l'accordo che individua i primi 6 immobili. Si tratta dell'ex caserma Fantuzzi, dell'ex caserma Tasso e dell'Intendenza di Finanza di proprietà dello Stato, del Palazzo dei Giuristi, dell'ex Villa Sartori e di Villa Montalbanna di proprietà comunale. Il valore immobiliare di mercato si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro, ma si sa che i prezzi dello Stato, intenzionato a coinvolgere anche investitori privati, possono variare. Importanti sono le ipotesi progettuali, alcune delle quali già note, come la destinazione dell'ex Fantuzzi, che oltre ad ospitare la nuova sede della Questura e dell'Ufficio Immigrazione potrebbe aprire i suoi spazi ad altre sedi di uffici della pubblica amministrazione o, certamente più produttivo, trasformare i suoi volumi per alloggi sociali destinati a lavoratori e studenti fuori sede. All'ex Tasso si trasferiranno gli uffici finanziari, oggi riuniti nel chiostro dei Serviti in piazzetta Santo Stefano, e saranno realizzate alcune residenze della Questura. Nota la vocazione del Palazzo dei Giuristi, sede dell'ex Museo Civico, che nei piani dell'amministrazione dei Pellegrini dovrebbe diventare museo archeologico. Ipotesi di social housing per l'ex Villa Sartori fra Sarniano e Cusighe, mentre per Villa Montalbana si sta valutando con l'Università di Verona la possibilità di realizzare la sede distaccata della sezione sperimentale della Facoltà di Informatica. Tempi e modalità degli interventi statali sconosciuti, ma la strada sembra aperta per raggiungere gli obiettivi.